Sono ancora in condizioni critiche i 2 lavoratori veneti feriti in seguito all'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi e ricoverati in diversi ospedali tra Toscana ed Emilia-Romagna. In rianimazione, in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Parma, si trova Stefano Bellabona, 54 anni, ingegnere specializzato di Noventa Padovana. Ha ustioni sul 45% del corpo, ma le sue condizioni sono stabili, come ha confermato il fratello Fabio ai nostri microfoni nelle scorse ore. Il 54enne è continuamente sottoposto a terapie. Il veneziano Sandro Busetto, 59 anni invece, è ricoverato a Pisa al reparto grandi ustionati, anche lui grave ma stazionario. Il pensiero ai veneti feriti e alla vittima Adriano Scandellari del presidente Luca Zaia. Un bilancio terribile per quanto riguardano i veneti, peraltro 2 feriti e un morto. A vicinanza mia di tutti noi veneti va questa famiglia di questo povero lavoratore che ha perso la vita in quella centrale, e va anche la vicinanza alle famiglie dei feriti. Dopodiché noi vorremmo capire anche qual è stata sia stata la dinamica, visto e considerato che ad oggi si rincorrono notizie anche spesso discordanti sulla dinamica e sulla ricostruzione dei fatti. Avremo sicuramente una versione ufficiale dai periti, ma penso sarà fondamentale anche avere la versione dei superstiti, di coloro che magari speriamo ricordino cosa sia veramente accaduto. L'assessore regionale Elena Donazzan, commentando l'ennesima strage sul lavoro, ha parlato dell'importanza della formazione. Possono accadere i fatti tragici, ma quando parliamo di lavoro noi dobbiamo fare in modo che tutto sia perfetto, che tutto sia organizzato nel modo giusto, che le persone abbiano fatto la giusta formazione.